Niente fughe in avanti, gli azzurri, Giorgia Iacolino e Salvatore Falzone, separati in aula dal resto del gruppo che fa capo al deputato Riccardo Gallo, mettono subito le mani avanti. E il messaggio, anche se non ci sono riferimenti chiari, è rivolto al coordinatore provinciale di Forza Italia. Appena ieri, infatti, Vincenzo Giambrone, che è anche sindaco di Cammarata, aveva rivendicato l'elezione di un esponente berlusconiano alla carica di vicepresidente, le cui votazioni andranno in scena lunedì prossimo, necessarie per sostituire il dimissionario Raffaele Sanzo. Anche noi più volte, aggiungono Iacolino e Falzone, avevamo lamentato la violazione dello statuto nella composizione dell'ufficio di presidenza, privo della rappresentanza dell'opposizione. Adesso vi è la possibilità di rimediare, ma con un approccio unitario, maturo e responsabile dei consiglieri di minoranza, senza fughe in avanti di chi, e qui un nuovo fondo dei due, non conosce e pertanto non può rappresentare differenti sensibilità e posizioni politiche. Iacolino e Falzone poi precisano: non ci sono medagliette né strapuntini, buoni solo a ripagare consiglieri dalle ambizioni incontenibili, quando li interessa invece il buon funzionamento della democrazia consiliare. Secondo fonti bene informate ci sarebbe una sorta di tacita intesa tra i settori della maggioranza e Forza Italia, la via insomma di un percorso di collaborazione esterna che potrebbe più in là sfociare in qualcosa di più concreto. Ufficialmente il gruppo Galliano nei giorni scorsi per la verità ha smentito ogni sorta di accordo con il sindaco Firetto, ma in politica tutto può accadere, mai dire mai, tant'è che oggi sempre il duo Iacolino-Falzone, intuendo forse le manovre in corso, precisano: la città di Agrigento ha bisogno di risposte concrete e tempestive su servizi e prestazioni essenziali che l'amministrazione stenta ad offrire ad una comunità che reclama punti di riferimento alternativi alla giunta Firetto. E poi non tutti gli alleati dell'attuale coalizione governativa gradirebbero l'avvicinamento di Forza Italia. PD e Alfaniani cominciano già ad accusare mal di pancia.